Salve a tutti! In questo video vi parlerò di un argomento apparentemente semplice ma in realtà piuttosto complesso, ossia cosa spinge migliaia di giovani veneti, in particolare tra il 1859 e il 1866, ad attraversare il confine e quindi abbandonare il proprio paese, abbandonare la famiglia, gli amici per combattere, quindi rischiando la vita, nelle guerre di indipendenza nazionale. Tra la maggior parte, diciamo, di coloro che si arruolano nell'esercito tra i volontari garibaldini ha già alle spalle una formazione patriottica, se così si può definire, superficiale o profonda che sia. Vuol dire che ha già fatto proprie le cosiddette idee nazionali, cioè l'idea dell'esistenza di una nazione italiana per cui tutti gli italiani si devono considerare come fratelli, l'idea della necessità di liberare tutto il territorio italiano dall'influenza o dall'oppressione straniera, in particolare appunto il Lombardo-Veneto che era sotto il dominio diretto dell'Austria, l'idea appunto poi di dover sacrificare anche se stessi, di sacrificare la vita per riuscire a raggiungere questo obiettivo e appunto liberare e unificare tutta la penisola italiana. Sono idee apprese in diverso modo, in diversi luoghi, apprese in famiglia, in alcuni casi apprese a scuola, oppure apprese anche dalla lettura dei testi di Giuseppe Mazzini, del giornale La Giovane Italia, di giornali provenienti da varie parti della penisola, ma anche di testi letterari, i testi della cosiddetta letteratura nazionalpatriottica, in cui appunto le idee di nazione, di fratellanza, di dover di combattere per liberare la propria patria vengono diciamo rappresentati da eroi nazionali e quindi mi riferisco ad esempio ai romanzi di Francesco Domenico Guerrazzi come L'assedio di Firenze, alle tragedie di Nicolini, le poesie di Berchet, cioè tutti quei testi che circolano ampiamente in Veneto già a partire dagli anni 30 e gli anni 40 del 1800, nonostante esista diciamo il controllo poliziesco, nonostante esista la censura. A questi si aggiungono poi anche le canzoni popolari, le canzoni patriottiche. Quindi diciamo, i metodi di approccio, di interiorizzazione degli ideali nazionali sono molteplici. A questo si aggiunge poi l'enorme fascino esercitato da Giuseppe Garibaldi. Garibaldi si era fatto conoscere già nel 1848-49, aveva incominciato ad emergere tra i vari capi militari che guidavano le diverse formazioni volontarie e nel 1959 la sua fama era già ben consolidata e quindi è in grado Garibaldi con il solo suo nome anche di attirare al suo seguito migliaia di giovani. Garibaldi di per sé non aggiunge nulla alla formazione patriottica, alle idee appunto di cui ho appena accennato, però è importante la sua figura perché le incarna, cioè Garibaldi rappresenta il mito, rappresenta l'eroe, quell'eroe di cui i giovani avevano letto le imprese nei romanzi, ora ce l'hanno davanti in carne ed ossa. E effettivamente se noi leggiamo le memorie, le testimonianze dell'epoca, anche le lettere insomma dei volontari garibaldini, quello che emerge è l'enorme fascino che era in grado di esercitare Giuseppe Garibaldi. Un fascino che esercitava tramite il suo sguardo, emerge appunto da queste testimonianze, e tramite le parole. Un esempio tra i tanti che si può citare è quello che scrive di lui Giulio Adamoli nel suo libro Da San Martino a Mentana. Adamoli ricorda appunto di aver conosciuto Garibaldi per la prima volta nel dicembre del 1859 nella villa del marchese Raimondi presso Como. E così ricorda questo incontro. Per quanto io fossi preparato, la emozione che provai alla presenza di quell'uomo mi riescì profondissima. Il fascino della sua voce mi vinse addirittura, l'abbraccio che egli mi diede mi fece suo. E poco più avanti aggiunge, mi sentivo partendo più alto di un palmo. E questo appunto ci dà già un'idea dell'impatto che l'incontro con Garibaldi è in grado di suscitare. Coloro che si trovano a combattere agli ordini di Garibaldi subiscono questo enorme fascino, per cui godere della stima di Garibaldi è assolutamente importante, tanto che la sola presenza di Garibaldi è in grado di rianimare
i combattenti e di spingerli appunto ad andare avanti anche nei momenti di scoraggiamento. Tanto che Alberto Mario, nel suo libro Camicia Rossa, ricorda appunto che chi combatteva con Garibaldi preferiva di gran lunga essere colpito da una palla di fucile piuttosto che essere rimproverato da lui. Sentirsi definire un vigliacco o un vile era diciamo peggiore della stessa morte. Anche Capuzzi nelle sue memorie sulla spedizione di Sicilia ricorda che durante la battaglia di Calatafimi basta l'apparizione di Garibaldi e poche sue decise parole per rianimare gli animi, per rianimare i volontari che sentono improvvisamente rinascere in loro l'ardore, tanto era il fascino dei suoi sguardi e delle sue parole. E anche dopo la presa di Palermo, ricorda sempre Capuzzi, Garibaldi ringrazia i volontari che si sentono, dice, incatenati al suo destino e al destino dell'Italia. E questo è un termine in realtà importante perché anche Giuseppe Guerzoni, è stato volontario di Garibaldi, che è stato oltre che volontario anche segretario di Garibaldi, nella sua biografia di Garibaldi parla di un giuramento militare che univa tra di loro i garibaldini. Guerzoni non approfondisce questo argomento, però l'accenno a questo legame si trova in altre testimonianze. Ad esempio, Camillo Zancani, Trentino dei Mille, ricorda che dopo aver dato le sue dimissioni dall'esercito dell'Italia meridionale, aveva promesso insieme ai suoi compagni che avrebbe risposto a qualsiasi chiamata, a qualsiasi appello di Garibaldi. E anche Remigio Piva, Rodigino dei Mille, accenna questa sorta di giuramento. Come se poi appunto combattere con gli ordini di Garibaldi in qualsiasi circostanza divenisse una sorta di imperativo interiore a cui non ci si può sottrarre. Remigio Piva, prima di raggiungere i volontari riuniti a Sarnico e a Palazzolo nel 1862 in quel tentativo poi bloccato dall'esercito italiano di invadere il Trentino, scrive al suo padrino, perché non ha coraggio diciamo di informare i genitori, e gli scrive questo: domandi per me, che io non ne ho certo il coraggio, perdono di tanto affanno, ma l'onore, una sacrosanta parola impegnata tempo addietro e dalla quale non posso venir meno se non a prezzo del mio onore e della mia fama, mi obbliga a ciò, per voler tralasciare l'amore che mi lega alla patria nostra ancora schiava. Quindi anche in questo caso vediamo come Remigio Piva fa un riferimento chiaro a questa parola d'onore che legava i garibaldini tra di loro. E quindi si può dire che la formazione patriottica di questi volontari viene in qualche modo rafforzata dall'esperienza militare garibaldina in particolare, tanto che poi i volontari rimangono in contatto tra di loro, legati tra di loro e pronti a seguire Garibaldi ad ogni successiva chiamata. I riferimenti agli ideali nazionali, alla necessità di combattere per la patria e di liberarla, e anche i riferimenti all'enorme fascino che era in grado di esercitare Garibaldi, abbondano nelle memorie, abbondano nelle lettere dell'epoca e quindi diciamo che ci illustrano chiaramente queste motivazioni ideali che spingevano i volontari. Ma non sono le uniche motivazioni che si possono rilevare in questa decisione di andare a combattere per la patria. Si può, per capire meglio appunto l'enorme complessità delle ragioni, di queste ragioni, si può ad esempio leggere quello che scrive Giuseppe Guerzoni nel suo libro Vita di Nino Bixio, quando descrive i Mille in partenza da Quarto il 5 maggio del 1860. Guerzoni dice, appunto osservando tutta questa folla in partenza, dice che vedeva il veterano di Montevideo e di Roma, quindi il vecchio combattente, ormai abituato a tante battaglie, affiancato dal giovane sedicenne che si staccava per la prima volta dalle gonne della madre e che in mezzo a tutta quella confusione vedeva soltanto Garibaldi e capiva soltanto appunto che c'era Garibaldi, gli bastava quello.
Ma c'era poi, dice il mazziniano, accanto all'affarignano, cioè appunto il repubblicano, radicale, a fianco al monarchico, appunto al moderato, che avevano idee politiche diverse, però erano riuniti entrambi sotto l'egida di Garibaldi. Vi era il volontario disinteressato, ma vi era anche il soldato di Ventura, l'esule ormai lontano dalla patria da tanti anni, o colui che era stato costretto invece a fuggire dalle carceri borboniche o da quelle austriache. Ma sottolinea sempre Guerzoni, c'era anche il poeta in cerca di un romanzo, l'innamorato in cerca dell'oblio, il noiato in cerca di un'emozione, il miserabile di un pane, l'infelice della morte. Quindi abbiamo persone diverse mosse da motivazioni diverse, quindi non soltanto le motivazioni ideali, di cui ho parlato prima, ma anche motivazioni più materiali, possiamo definirle economiche o sociali o motivazioni psicologiche, esistenziali, legate anche al percorso individuale dei singoli. Le motivazioni, per così dire, un po' più materiali, sono anche quelle più difficili da rilevare nei testi dell'epoca. Ovviamente chi scrive delle memorie oppure anche chi scrive delle lettere a casa ai genitori o ai parenti, sì, non ama sottolineare le questioni più prettamente pratiche, perché vuole dare una determinata immagine di sé naturalmente. Però bisogna tener conto che tra i volontari ci sono anche molti appartenenti non soltanto studenti o professionisti, ma anche appartenenti ai ceti popolari urbani, quindi abbiamo artigiani, operai, piccoli commercianti, cioè si tratta di persone che combattono e hanno la necessità anche di portare a casa un soldo, portare a casa la paga. Quindi c'è chi combatte, magari non soltanto, ma anche, in alcuni casi prevalentemente, per la paga. Questo qualche indizio si trova anche, ad esempio, nelle memorie di Giuseppe Bandi, che appunto racconta che durante la spedizione dei Mille inizialmente i volontari vengono pagati, diciamo, in maniera non molto regolare e di questa situazione si lamenta Nino Bixio, quindi il braccio destro di Garibaldi. E così di questo si lamenta Bixio. Questo è il discorso attribuito a Bixio. Nessuno partì per la Sicilia con l'idea di diventare ricco, ma nessuno può starsene qui in buona pace quando pensa che ha moglie e figliuoli a casa, come io li ho, che non aspettano da Dio la manna, ma aspettano pane dai mariti e dai babbi. Il generale ha certo sue idee stupende intorno al disprezzo del denaro, ma bisogna riflettere che egli non ha bisogno di danari per vivere, e tutti sappiamo che riuscirebbe appena a distinguere un soldo da una lira. Ora sarebbe tempo che pensasse a noi, ci mettesse in caso di mandare qualcosa alle nostre famiglie, perché chi non ha moglie e figliuoli avrà il babbo vecchio e povero o avrà delle sorelle ed è giusto che se ne rammenti. Effettivamente Garibaldi era molto, diciamo, non pensava molto alla paga, diceva che per lui chi combatteva per la patria doveva accontentarsi di una scodella di zuppa e tutto il resto veniva dopo. E tra i volontari c'era effettivamente chi riceveva da casa pacchi, riceveva soldi, quindi non aveva problemi economici, ma in altri casi invece c'era questa questione, tanto che poi Garibaldi poco dopo queste lamentere pareggia l'esercito dell'Italia meridionale ad un esercito regolare, quindi con tutte le conseguenze anche per quanto riguarda le paghe e le entrate in campagna. Ma effettivamente poi ci sono anche molti volontari che raggiungono appunto Garibaldi in Sicilia nell'estate del 1860, sperando anche insomma di trovare il modo anche di migliorare le proprie condizioni economico-sociali, magari vedono nel volontariato militare una sorta di trampolino di lancio poi per fare carriera militare. E tanto che il Comitato Politico Centrale Veneto di Torino, che gestiva l'immigrazione veneta e quindi anche controllava la presenza di tutti i veneti che avevano raggiunto Garibaldi in Sicilia, che erano circa 5.000, manda in Sicilia un suo rappresentante, Paolo Molinelli, con lo scopo appunto di verificare, di controllare cosa facessero i volontari veneti. Molinelli rassicura il comitato dicendo che effettivamente la stragrande maggioranza dei veneti arrivati in Sicilia lo avevano fatto per combattere, però contemporaneamente scrive dicendo che bisogna evitare
di diffondere sul continente la notizia che in Sicilia ci fosse la possibilità di trovare facilmente lavoro nell'enorme apparato messo in moto dalla guerra. Il che fa pensare effettivamente che molti volontari effettivamente si recano in Sicilia attratti anche da queste possibilità economiche. Un esempio ce lo dà lo stesso Ippolito Nievo che ci parla nelle sue lettere dalla Sicilia di Antonio Vezzoni, che era il figlio dell'affittuale di Cittadella della famiglia Nievo. E questo Vezzoni raggiunge Nievo in Sicilia nell'estate del 1860 e scrive Nievo alla madre dopo qualche mese. Egli avrebbe l'ambizione di diventare sergente. Io lo farei anche maresciallo, ma come si fa se non sa scrivere? Intanto mi pulisce il cavallo un paio d'ore al giorno e le altre in frustino e speroni fa il bello con le donne di Palermo. Ecco, non è l'unico caso citato da Nievo appunto di persona che giunge in Sicilia diciamo con la speranza un po' di trovare poi un lavoro e di fare una carriera militare. E tra l'altro poi la stessa madre scrive a Nievo che tra coloro, tra i veneti, sono partiti poi per la Sicilia, c'era anche chi era partito per dissesti finanziari, per debiti o perché il raccolto gli era andato a male. E quindi c'è anche questo aspetto economico-sociale che non bisogna trascurare, anche perché c'è effettivamente chi fa carriera militare. È vero che nell'esercito dell'Italia meridionale i gradi vengono distribuiti con una certa facilità, ci sono molti nominati ufficiali, però di questi circa 2000 ufficiali passano poi nell'esercito e fanno effettivamente, percorrono tutta la carriera relativa. Cito tra i più famosi, ad esempio lo stesso Nino Bixio, fa poi carriera militare, oppure Giacomo Medici, Giuseppe Sirtori, tanto che Garibaldi nel 1866 si lamenterà di non avere a propria disposizione degli ufficiali così, diciamo, così valenti come li aveva avuti a disposizione nel 1860, e questi appunto perché questi buoni ufficiali erano già passati nell'esercito. E al di là delle motivazioni economiche e sociali, vi è poi tutto un altro campo di motivazioni che si possono definire psicologiche o esistenziali. Bisogna considerare che moltissimi dei volontari sono giovani, a volte giovanissimi, cioè 15-16 anni. Il più giovane dei 1000 è Giuseppe Marchetti, che aveva addirittura solo 12 anni. E nel loro caso bisogna prendere in considerazione anche motivazioni come un certo grado di incoscienza giovanile, di inconsapevolezza, anche di spirito di avventura o di noia, di irrequietezza interiore. Se leggiamo le lettere di Ippolito Nievo, questa irrequietezza interiore emerge in maniera molto forte, tanto che lo stesso Nievo dice che soltanto quando combatteva gli ordini di Garibaldi riusciva finalmente a quietare la sua anima. E poi c'è anche non so, il desiderio di dare un senso più profondo alla propria vita o la consapevolezza che sta accadendo, insomma, qualcosa di importante, che si sta svolgendo qualcosa di importante a cui si vuole partecipare, quindi c'è il senso di fare la storia. Però bisogna considerare anche un generale clima di eccitazione, di entusiasmo, e quindi l'emulazione o il timore che se non si va a combattere come tutti gli altri, soprattutto se si è giovani, si viene considerati dei vigliacchi. Ad esempio, Guido Silva, riferendo del clima di entusiasmo che si respirava a Bergamo appunto nell'aprile del 1860, scrive: sotto l'influsso di quella frenesia, di quel delirio, alcuni dei nostri amici e condiscepoli, rimasti fino allora indifferenti in mezzo al nostro entusiasmo, o magari anzi oppositori accaniti di un'impresa che si reputavano non che temeraria, ma addirittura pazzesca, scossa la loro primitiva, ostinata od ostentata apatia, si trovarono quasi inconsciamente a prendere posto al nostro fianco e a seguirci a Marsala e oltre. Ecco, poi ovviamente se ci sono delle motivazioni così poco profonde, si verifica il caso di alcuni volontari che scendono dalla nave prima di arrivare in Sicilia, oppure disertano o diciamo se ne danno a gambe durante la battaglia, quindi bisogna considerare anche questo.
Ehm, Però poi vi sono anche delle motivazioni che devono essere ricercate nelle vite dei singoli individui, quindi nei percorsi, quindi bisogna proprio diciamo studiare la vita del singolo, quindi vi è ad esempio il figlio illegittimo che è in cerca dell'attenzione e dell'affetto del padre, oppure colui che scappa da una situazione familiare particolarmente difficile. I casi sono molti. Ecco, bisogna considerare che queste diverse motivazioni non soltanto variano da persona a persona, ma si intrecciano anche nella scelta del singolo, per cui chi magari è spinto ad andare a combattere da motivazioni che sembrano puramente materiali, cioè avere la paga sostanzialmente, poi magari ha contatto anche con i compagni d'arme e a contatto con gli ideali nazionali, assorbe, fa proprio, assorbe questi ideali, per cui poi le successive sue scelte di combattere nelle future campagne militari sono legate anche a motivazioni non solo più prettamente materiali, ma anche aver fatto proprio gli ideali nazionali. A contatto appunto con i compagni d'armi o con i compagni d'esilio, cioè si creano anche queste situazioni. Viceversa, chi ha già una formazione patriottica ben radicata, insomma, può essere spinto a combattere anche da motivazioni non soltanto ideali. Tra i tanti esempi faccio quello di Giorgio Manin. Giorgio Manin è figlio di Daniele Manin, presidente della Repubblica di Venezia nel 48-49. Nessuno certo può dubitare del suo patriottismo perché combatte appunto già nel 48, poi seguirà nel 59, Sorora nel 59, seguirà Garibaldi in Sicilia nel 60, si arruolerà nuovamente nel 66. Però è interessante quello che scrive a Manin la cugina Leopoldina Zanetti nell'aprile del 1860. Gli scrive una lettera in cui lo invita ad andare a combattere in Sicilia, a correre appunto, a correre in soccorso, dice, dei poveri siciliani, però aggiunge: ci pareva il tuo vero sito, il mezzo a torti da quella posizione inerte che deve ormai pesarti, a farti un nome, una carriera pur facendo tanto bene. E quindi sì, anche Manin aveva la necessità di trovare un lavoro, perché lui esule appunto in Francia con il padre già a partire dal 49, nel 57, nel 55 era morta la sorella, nel 57 muore il padre e lui aveva trovato sì lavoro come ingegnere nella strada ferrata dell'Ovest, ma aveva anche tentato di tornare in Italia, ad esempio nel 1858, ma in Italia non aveva, nonostante le sue conoscenze e il suo nome, non aveva trovato un lavoro stabile. E quindi anche questa sua esigenza, tanto che nel 1859, all'inizio del 1859, quando cominciano già a girare le voci di una possibile guerra contro l'Austria, Manini è un po' incerto sul da farsi, perché tornare in Italia voleva dire rimanere senza lavoro. E gli scrive lo zio, Alessandro Zanetti, una lettera all'inizio del 59 dicendogli che se qualsiasi altra persona gli avesse chiesto consiglio, lui avrebbe detto aspetta a vedere come vanno le cose, non lasciare il certo per l'incerto, cioè anche i bisogni materiali sono una cosa importante nella vita, però aggiunge lo zio, a te non posso tenere un discorso simile. Noblesse esige, se tuo padre vivesse dove sarebbe di oggi, colato devi essere, non si transige con certi doveri. Giovine, solo purtroppo, ardito, riflessivo, istrutto, erede di un nome rispettato da tutti fin dai nemici, tu ne puoi né devi esitare a compromettere la tua sorte a venire per servire ad un'esigenza inerente alla tua posizione, quando anche non ti spingesse ad agire un altro ordine di considerazioni che hanno troppo peso sul tuo animo per non bastare da se stessa a dettarti la tua condotta. Quindi lo zio dice a Giorgia, tu sicuramente andresti a combattere spinto appunto dal tuo spirito patriottico, però se questo non dovesse bastare, tieni conto che hai alle spalle una pesante eredità paterna. Quindi Giorgio Manin è mosso sicuramente da motivazioni ideali, dalla necessità quando va in Sicilia anche di potersi creare una carriera militare, infatti poi Manin entrerà nell'esercito e infine deve diciamo, far fronte a questa pesante eredità paterna, tanto che nel 1861 scrive all'amico francese Oscar Planat: col mio nome ho l'obbligo di farmi uccidere per il mio paese. Ecco, questo per dare l'idea delle molteplici motivazioni che spingono questi volontari a partire
e, come ho detto prima, motivazioni che variano da persona a persona, ma anche all'interno di una stessa persona, tanto che, e con questo concludo, c'è un giovane volontario, tale Giuseppe Predonzan, che ci ha lasciato le sue memorie inedite, che parte quindicenne per la Sicilia nell'agosto, nell'estate del 1860, riesce a sbarcare in Sicilia in settembre e nelle sue memorie che scrive insomma a distanza di tempo quando è già anziano, cerca di ricordare i motivi di questa partenza, li passa un po' in rassegna tutti, cioè motivazioni ideali, di aver sentito parlare appunto d'Italia, di Garibaldi, la difficile situazione della sua famiglia, una certa incoscienza giovanile, però poi alla fine dice attribuisco questa mia decisione, dice, ad un complesso di queste circostanze, ne voglio indagare di più, lasciando ad altri, se lo vorranno, giudicare sotto quali influenze io operai. Quindi Predonzan lascia ai posteri, agli storici, l'ardua sentenza, quindi il compito di riuscire ad individuare questo complesso di motivazioni che appunto si intrecciano tra di loro, ma che ci danno anche un'idea forse più complicata, ma anche più reale di quel corpo, insomma, di volontari che hanno combattuto per l'Italia.